Signore e signori, buon pomeriggio dallo stadio Giulio Nesti di Roma per l'11° turno del campionato d'eccellenza 2015-2016 a far visita a Lima Lazio, la Femice Z Rugby Rovigo Delta. Iniziamo a macinare metri, bene, ottimo l'abbrivio del Rovigo, ottimo l'abbrivio, c'è la meta della Femice Z Rugby Rovigo Delta. Calcia l'ovale, bello dritto in mezzo ai pali, 7-0 Rovigo Giulio Nesti. A seconda parte del primo tempo, a pochissimo dalla meta, giochiamo al largo, attenzione, Stefan la mette, Stefan Basson, Bram Immelman e Lodi Britz, giocatori sublimi, di un'altra caratura, di un altro livello, perché Lazio prova a contrattaccare, tenta in realtà di rubare l'ovale, però non ci riesce. Qui siamo troppo leggeri in questi placcaggi. Non possiamo permetterci di far fare tutta questa strada ai giocatori laziali. Ancora la squadra di casa che prova a segnare la meta personale. Ancora Lazio, attenzione per vie centrali. Aiuto! Meta di Cozzè. È andato meglio, peccato che questa meta, un po' mini quanto punteggio, la prima fazione di gioco vede davanti la squadra rosso-blu per 12-7 rispetto a quella laziale. Le mete di Boggiani e Stefan Basson e di Cozzè giusto in chiusura del primo tempo. Una partenza subito sprint per Rovigo che vuole giocare, abbiamo già visto. Muoviamo l'ovale molto bene, un buco centrale di Edo Lubian, se ne va, è ottima l'azione dentro i 22, sostegno e la meta ancora in apertura. Stefan Basson, precisissimo Stefan, lievita il punteggio qui al Giulio Nesti. Lucio Rodriguez, seconda linea d'attacco, l'inserimento di Stefan Basson. Stefan trova il corridoio, Stefan trova un bel sostegno, allarga con Denis Majstorovic e questo chi lo prende più? Nessuno, signori miei. Riuscirà a bissare la performance precedente? No, stavolta no. I tre quarti sono pronti. Io non penso che i tre quarti verranno mai innescati da questo possesso, perché si va direttamente in meta. Ancora no, vediamo Passa Cantando che si muove dall'altro lato. E stavolta c'è la meta, ma Stefan Basson, eccolo qua, ci porta altri 2 punti, per cui 31-7. La presa centrale, lo muoviamo. Attenzione, Rovigo che va alla squadra rodigina, facendo lievitare lo score a 38-7, perché stanno giocando veramente molto bene Rovigo, molto semplice. Eccoci qua, si converge con Roscoe McCann, fa quello che vuole Roscoe, se ne va Roscoe, oh mamma mia, di certo la Lazio. La direzione del vento, parte Stefi, non semplice la trasformazione. I giornalisti accreditati, sia Denis Majstorovic, siamo convinti anche noi insomma della buona prestazione di Denis. Intanto andiamo dritto per dritto con Edo Lubian, metri ancora per lui, va a esplorare, sondare, ancora Rovigo con i propri giocatori, vediamo se arriva la segnatura, non arriva ancora, altra fase su ancora pallone a disposizione dei tre quarti, muoviamo al largo, ancora verso l'ultimo uomo e c'è la meta di Lorenzo Lubian, dotato di una ottima tecnica di placcaggio che mette a frutto quando chiamato ovviamente in causa. 2 mesi molto intensa, decisamente intensa per il termine di questa stagione che vede insomma Rovigo praticamente già ai playoff. Dobbiamo capire in che posizione. Fischia l'arbitro, Passa Cantando, Rovigo vince qui a Roma con la Lazio per 50-7.